Buon pomeriggio a tutti dal telegiornale del Veneto, prima edizione. Dunque in primo piano la sanità, perché oggi si prevede una giornata difficile per gli utenti di ambulatori e strutture sanitarie. Mentre il governo approva nuove assunzioni, è stato infatti confermato lo sciopero nazionale dei medici della durata di 24 ore. Anche in Veneto potranno saltare visite ed esami particolari nel nostro servizio di apertura con Davide Calimani. Uno sciopero nazionale di 24 ore è quello deciso e messo in atto dai medici, coinvolte tutte le diverse sigle sindacali per oltre 200.000 camici bianchi. Attenzione dunque a chi ha prenotato una visita, deve farsi prescrivere dei farmaci, ha bisogno della ricetta per fare delle analisi, il medico di famiglia non risponderà. Così come non sarà in ospedale, fatte salvo le urgenze. Sull'intero territorio rischiano di saltare, è stato calcolato, circa 2 milioni di prestazioni sanitarie, tra cui circa 30.000 interventi chirurgici. Durante lo sciopero dei medici, in particolare ospedalieri e territorio, i servizi essenziali sono sempre stati garantiti. Salteranno alcuni interventi chirurgici programmati, salteranno alcune visite ambulatoriali, ma tutte le emergenze e urgenze sono come sempre garantite da una classe di professionisti che ha come primo obiettivo la cura della salute delle persone. I medici protestano perché da 6 anni il loro contratto non viene rinnovato e perché le assunzioni promesse non sono ancora state fatte, ma anche per le annunciate sanzioni a quei medici che prescrivono alcuni esami senza attenersi al protocollo ministeriale, e ancora perché con l'entrata in vigore del nuovo orario di lavoro, che rispetta le pause di 11 ore tra un turno e l'altro, come imposto dall'Europa, le liste d'attesa rischiano di saltare e i turni vengono coperti a fatica. I medici oggi chiedono serietà al governo perché devono avere un rapporto dialettico che porti finalmente all'abbassamento dell'età media del medico. Siamo, dato di ieri, i medici più anziani d'Europa, 1 su 2 ha più di 55 anni, bisogna far rientrare i giovani che sono la linfa vitale e l'evoluzione della categoria ed evitare la fuga dei cervelli all'estero